No, I'm not a writer. Gli uccelli che vanno via senza ombrello. O si prendono qualcosa, anche l'anatra da fare. Cazzo, vola dritta, no? Pappe di Emi! Mangiamo pappe di Emi! Dai, andiamo! Mangiamo pappe di Emi! Sei contenta? Cosa dici con la coda? Contenta? Bene, partenza, via! Ora c'è da affrontare la salita estrema. Il motore dovrebbe essere caldino. Oh cazzo! Dai, ma pensavo mi si fosse infossato. Beh, un pochino sì. Oh. Merda. Oh cazzo, andiamo a vedere. Oh! dovremmo farcela, dai. Mamma che roba. Ah! Vai camperino, dai il meglio di te. 3, 2, 1, beh cazzo adesso dovrebbe. Dai che fra un po' c'è il. Dai che c'è l'asfalto là. Dai, oh, eccolo, grande. Ce l'abbiamo fatta Emi, hai visto? Adesso aspetta che si pulisca un po' le ruote e via. Bene, ciappa le spazze, le pulisci. Devi andare in off-road qua ogni volta. Dopo sembra facile, ma il camper pesa e non ha le ruote tapponate. Chi c'è qua? C'è un Emi che beve alla sua ciotolina. Col tappetino sotto la ciotolina, tutte le tue cose. Monta su, dai, vieni qua. Dai che poi arriva la macchina. O adesso o mai più. Dai che vuoi venire su, dai. Op. Eccola, brava. Hai visto che collaborazione abbiamo io e te. Adesso cane, continuiamo ad andare in seconda così scaldiamo il motore, capito? E andiamo a prendere le cartine che sono senza cartine, sì. Andiamo a fare un giro a Caorle io e te adesso. Andiamo a fare un po' di cacca a Caorle. Cosa dici? Sì, dai. Ciao Gioia, dimmi, un bacino, sì, un bacino, sì. Ah, un bacino, ecco perché piove. Perché mi hai dato i bacini e tu non hai mai bacini a me, li dai sempre in giro a tutti quanti e a me niente. Cane. Scende la pioggia, ma che fai? Niente, sto guidando. Piove tutto attorno a noi. Guardando fuori direi sta piovendo. Tu vendi tabacchi? Tu. No, sei anche chiuso. Perché a me piace andare a prendere le cartine dove ci sono tutti i vecchi ristoranti, no? E così loro ti indicano le cartine lunghe e io gli faccio, ma no signora, no, quelle da droga, quelle da tabacco, no? E allora lei ci resta un po' spiazzata, no? Perché dopo dice, cazzo, allora quanto mi sono resa partecipe al consumo di droga qua in questo paese. Vedi, vecchia spazzatrice. Yuri, ma se tu fossi miliardario staresti comunque in camper? Porca troia, solo non avrei sto camper qua. Allora io avrei un camper delle stesse dimensioni di questo, 4x4 col gavone per la bici e le ruote tapponate. Vabbè, insomma iper accessoriato con pannelli fotovoltaici ovunque, il mega rinforzato, sospensioni strafai e tutto quello che vuoi, no? Però sì, sempre un camperino di questa dimensione. E gli interni, l'allestimento, chiaramente fatti meglio, però come disposizione questa qua, identica. Cambierebbero solo, diciamo, i dettagli, le rifiniture, la qualità dei materiali, quelle cose là. Allora mi spazio agricolo, abbiamo parlato di droga prima e qua spazzano, hai visto? Porca troia. E qui alla destra il castello di Brussa che ti avevo fatto vedere l'altra volta, ti ricordi? Sì, devi ricordarti. Allora qua, bara il castello, ma avete la roba per la droga, le cartine, no? Sì, tabacchi, vai, andiamo a vedere. Parcheggia qua l'abitazione, magari non così, ma aspetta, devo girare così, che non ho l'idroguida, servo sterzo, gli metto la casa vicino al bar. Cane, mi aspetti qua a te? Ma sì, sto presto.
Ci siamo mancati, Ci siamo mancati, sì, ci siamo mancati tanto, 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 tanto. Sì, sì, 3 interminabili minuti, sì, 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 sì. Piena di droga. Figata la pioggia, sì. Troppo bello. È bello perché ti ho raccontato che io non ero abituato a stare dentro un veicolo dove non entra acqua, no? E quindi adesso so che il camper è tutto nuovo, tutto asciutto, no? C'è il riscaldamento che scalda in una maniera mostruosa, ho messo che vada al minimo proprio giusto nei piedi e i tergicristalli che funzionano, guarda che roba, guarda che bello. E vai via pianino così e te la godi, ma te la godi, vero Elvi che c'è? No, tu dormi, vabbè, tu dormi e io me la godo. Vai Volkswagen, grande! Ciao capo! Che forte! Questo camper come l'hanno fatto? Celestino? Grande capo! Che forte, hai visto? Questa gente è forte. Dove siamo, Emi? Siamo a Caorle alla ricerca di un tabacchino aperto, ma è tutto chiuso qua, è una roba incredibile. E dopo, secondo me, possiamo metterci vicino alla chiesetta, quella lì sul mare, e se non piove diamo una dronatina, hai capito? Una dronatina così, perché io le avevo prese le cartine ma le ho perse, incredibile, cioè perdo tanta di quella roba dentro sta casa qua, è una roba incredibile, si vede che è troppo grande, c'è tanto vento per dronare, cane, sai, non, lo so, non possiamo dronare qui, vedi? Andiamo un bel cagnazzo, andiamo? E qua siamo a Duna Verde. Sì, per ora non è tanto comodo. Questa Palinen. Vum, vum, vum. Male Palinen. Boom! Che fuori che sei! Emi. Quando ne sbagli una, oh! Porco sì, ma molla Palinen! Questa Palinen! Boom! Questa è alta!
Che roba assurda! Sei tutta matta, sei tutta matta, tutta matta! Fermila! Vum! No comment, Amy. Numero uno. Numero uno sto cagnone. Molla Palinen però. Molla Palinen. Eccola, fermali. Fermoli, cane. Fermoli. Questo cane oggi che fa la sua sfilata, noi facciamo sempre la sfilata dopo aver preso la palina, mettiti giù, fermali, lì qua è lontana, cazzo è tutta piena di bave, tutta palina piena di bave. Vum, vum, Palinen! Guardala lei, guardala, guarda che faccia soddisfatta, Che faccia soddisfatta! Ciao Palinen, Agna, Palinen, Palinen! Mio amore? Cara, che bella che sei con la tua palina, sei bellissima. Siamo pronti per partire, cane? Siamo pronti? Abbiamo fatto lo smerdamento. È stato il Paroni con le sue pepe. Oh, mi fermo io, arrivano altri 2 camperisti, perché hanno visto il nostro camperino e hanno detto: ma chi è quel cane che guida il camper? Invece no, sei nel posto del copilota. Digli, spiegagli.